Le ore 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Va ora in onda Potere al Popolo. Ancora il buongiorno, Sammy Varin, Radio Libertà, Potere al Popolo. Come trovate questo nuovo palinsesto? Ci stiamo adattando pian piano anche noi conduttori. Lo ripetiamo, la sveglia dalle 7:30 alle 9:30 con la rassegna stampa in compagnia mia di Sammy Varin. Poi alle 9:30 l'editoriale del nostro direttore Sallusti. Oggi è giovedì, abbiamo avuto il Bamba della settimana con Vittorio Feltri. Subito dopo la nuova trasmissione del condirettore Giulio Cainarca e quindi l'auto da fe. Poi ancora Sammy Varin dalle 11 a mezzogiorno con Potere al Popolo e la parte più territoriale, più sanguigna della nostra trasmissione, dove ci colleghiamo con le varie zone d'Italia per parlare appunto di territorio, ma anche con il cui Parlamento e quindi con la voce di un rappresentante della Lega in Parlamento per sentire che cosa si muove. Oggi è giovedì, avremo anche il collegamento con il territorio ligure alle 11:30, la Lega Liguria. Il tutto condito con le vostre telefonate allo 0292947222 e al WhatsApp 340 6709 659. Tra poco ve ne leggo qualcuno, ne sono arrivati tantissimi. Prima però, come promesso, il collegamento con il Qui Parlamento. Qui Parlamento. E fatemi passare 5 minuti con il capogruppo della Lega in Commissione Finanze della Camera. Buongiorno a Giulio Centemero. Buongiorno Sammy, come va? Grazie, bene, dai, insomma, nonostante questa pioggerellina insistente su Milano, che però per fortuna non ha provocato disastri in altre zone d'Italia, sia un po' più in attesa sempre del peggio, e chiedo a te, a Roma come va? Che umore c'è in quel di Roma? Nel tuo caso l'umore è positivo perché stai portando avanti tante innovazioni, tanta voglia di lavorare, di fare, di aiutare. E ho letto che c'è la terza lettura per la PDL Startup che promuove lo sviluppo delle startup PMI innovative. Tu sei stato relatore. Si cerca in qualche modo di far ripartire le buone idee dando qualche marcia in più, ma proprio su questa PDL Startup vogliamo sapere qualcosa in più, anche perché ci sono molti giovani che ci ascoltano e soprattutto molti che hanno belle idee e vorrebbero portarle avanti. Giulio. Certo Sammy, guarda, siamo in terza lettura, spieghiamo al pubblico che sostanzialmente è l'ultima, abbiamo già completato l'analisi in commissione, già effettuata discussione generale in aula, quindi è solo un tema di calendario per trovare lo spazio sostanzialmente per votarlo in aula e diventerà legge. Come è composta questa proposta di legge? C'è una prima parte che rende più efficaci le agevolazioni che già esistono, cioè delle detrazioni fiscali che però in caso di incapienza di chi mette dei soldi all'interno di start-up e PMI innovative vengono trasformati in crediti d'imposta, quindi non perdi più il vantaggio fiscale come in passato, ma te lo puoi portare in F24 in compensazione anche negli anni successivi. Poi c'è una seconda parte che prevede l'esenzione dal capital gain per quanto riguarda le persone fisiche che investono in fondi che a loro volta investono prevalentemente in start-up e PMI innovative. Cioè io investo dei soldi in questo fondo, il fondo effettua gli investimenti in una start-up PMI innovativa in Italia, effettua un exit, come si dice in gergo, con un ritorno economico, la plusvalenza, il capital gain in inglese, anche se viene utilizzato anche in termini correnti anche in Italia, e quello che la persona fisica va a incassare è esentarsi, quindi è uno stimolo a investire nell'economia reale. Dopodiché l'ulteriore parte della proposta di legge è
sostanzialmente l'innalzamento del patrimonio netto minimo, previsto per quanto riguarda le società a investimento semplice, sarebbe dire che prima le società a investimento semplice potevano avere, ho sbagliato dicendo minimo, massimo intendevo, potevano avere al massimo 25 milioni di patrimonio netto di capitale sociale, quindi una parte più specifica del patrimonio netto. Adesso si può arrivare a 50 milioni. Questo cosa significa? Che anche fondi un po' più grandi possono fare meno cartacee, meno scartoffia, hanno meno burocrazia. Questo perché? Perché le SIS sono società di investimento, fondi paragonabili a SGR, le SICAV, ma con meno burocrazia, con meno ambienti burocratici, che però devono investire in settori specifici, in particolare nella tecnologia, nell'innovazione e così via. L'ultima parte importante di questa proposta di legge è la creazione di un fondo di fondi, cioè si prendono le risorse del patrimonio destinato, patrimonio rilancio, come poi è stato denominato, che è un fondo gestito dalla Cassa dei Depositi e Prestiti, creato originariamente dal Conte 2, che doveva investire per capitalizzarle in aziende grandi. Si cambia il regolamento in modo che questo fondo possa andare su aziende anche piccole, quindi prima il limite era aziende con una capitalizzazione superiore a 50 milioni di euro, in questo caso sarà l'investimento è previsto prevalentemente per aziende al di sotto della capitalizzazione di 50 milioni di euro, quindi la prevalenza adotto il 70% delle aziende in cui si investe devono essere con capitalizzazione inferiore ai 50 milioni di euro, quotate sui mercati regolamentati e non, perché il mercato per le piccole e medie imprese tecnicamente non è un mercato regolamentato. In Italia ad esempio c'è l'Euronext Growth Milano, dove si quotano le PMI, e questo sarà un cosiddetto fondo ombrello, cioè i circa 350 milioni di euro disponibili nel patrimonio rilancio verranno coinvestiti insieme a privati, tendenzialmente per tagli di coinvestimento di circa 35 milioni, e il privato dovrà mettere almeno il 51% su nuovi fondi che investiranno in Italia. Ergo si crea un effetto diretto di circa 800 milioni, 1 miliardo di euro, e un indotto anche superiore, perché poi i ritorni per quanto riguarda le società quotate su MTF o su mercati regolamentati sono generalmente superiori, e questo è anche per dare un exit, quindi un possibile sviluppo per quanto riguarda start-up, PMI innovative, ma anche aziende di altro tipo. Quindi in soldoni questa è la proposta di legge, e come sempre come Lega siamo in prima linea per lo sviluppo economico del Paese, lo sviluppo tecnologico e lo sviluppo sociale. Signori, se masticate questi argomenti, restate in contatto con la nostra radio, con Radio Libertà, seguite Giulio Centemero sui social, capogruppo della Lega in Commissione Finanze della Camera, ma soprattutto seguite i nostri appuntamenti con il Qui Parlamento, perché ogni giorno dirette con i nostri parlamentari vi aggiornano alla perfezione. Giulio, è stato un piacere, grazie davvero, buon lavoro. Piacere tutto mio, grazie Sammy, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ciao. Qui Parlamento.
È vero, Davide, pompa, pompa, pompa. Beh, insomma, ci vuole, ormai siete svegli a quest'ora, spero, dalle 7:30 che siamo insieme a Sammy Varin, prima la rassegna stampa, adesso Potere al Popolo. Questo era Gabri The Sound, che ha festeggiato i suoi 35 anni con il pezzo intitolato Reunion. Siamo arrivati alle 11:14 ed è tempo del ritorno di Focus Marche. Va ora in onda Focus Marche. Ci mancava la bellissima terra delle Marche. Eccolo il ritorno del collegamento con il territorio, con questa bellissima regione, importantissima, attivissima, e in questo caso ho detto attivissima. E chi c'è in diretta? C'è il consigliere regionale della Lega, componente della 4ª commissione consigliare permanente Sanità e Politiche Sociali. Grazie, Anna Menghi. Ciao Sammy, buongiorno a tutti, grazie di questa opportunità. Tu lo A sai. Pontida non ci siamo visti, però c'ero anch'io. Ah, ho visto delle bellissime fotografie, certo, la confusione, il casino di Pontida e ho inimitabile. sfidato la melma con la carrozzina. Guarda, tu perché, come ha detto Matteo, noi non molliamo mai. Tu sei una di quelle matte, ma sai quante ce ne sono, ragazzi, che in qualunque condizione temporale loro ci sono sempre. E io voglio veramente mandare un grandissimo saluto a donne, uomini, ragazzi che a Pontida non mancano mai, qualunque cosa ci sia, ma io ci sono. E l'Anna Menghi, ragazzi, con la sua carrozzina la dà a bere a molti che invece magari sono rimasti seduti sulla poltrona dicendo no, però magari c'è un po' di fango. Ma tranquilli, fango di Pontida, il sacro fango di Pontida, c'è gente che lo mette nei tupper e se lo porta a casa come ricordo. E allora, Anna, un grande piacere averti ancora con noi, ma oggi parliamo di cose molto importanti. Allora, c'è stato il G7 Sanità nelle Marche, e questa è una cosa importantissima, vostra territoriale, ma non soltanto vostra, ma soprattutto il G7 in Umbria sulla disabilità. Io, Anna, te lo dico subito, in questi giorni sono molto arrabbiato con la categoria dei giornalisti, perché tutti
tutt'oggi se ne parla pochissimo. C'è un trafiletto lungo così sul Corriere della Sera che ha mandato ieri l'inviata e praticamente adesso è finito, insomma, e si sta concludendo, quindi non c'è più niente da dire. Gli altri giornali non ne hanno praticamente parlato. Sono andato a cercare persino sul Corriere dell'Umbria per trovare qualche cosa e sull'Avvenire sono stati gentili. Non so perché non si parla di disabilità, si parla di altre categorie forse molto più alla moda, molto più importanti. Un buco di informazione gravissimo, ma qui mi fermo perché so che hai tante cose da dire su questi argomenti. G7 Marche sulla sanità, G7 Umbria sulla disabilità. Ma allora dico alcune cose. Innanzitutto il G7, quello sulla salute nelle Marche, è stato una grande occasione per noi e anche per avere una vetrina importante anche con rappresentanti della Ragioneria dello Stato, quindi tecnici del governo, che hanno confermato contro le Cassandre della sinistra che criticavano le grandi riforme che con grande coraggio il governo di centrodestra, e qui mi riferisco in particolare al presidente Acquaroli e al nostro assessore Saltamartini alla sanità, abbiamo fatto con grande coraggio anche già sotto i tempi di Covid. Noi abbiamo trasformato la sanità con delle riforme, ripeto, coraggiose, perché abbiamo cambiato l'organizzazione, abbiamo fatto il piano sociosanitario, questo per dare del tempo di produrre degli effetti verso una direzione verso la quale la sinistra, che ha da sempre governato le Marche, non aveva mai fatto, e cioè dare forza ai territori, come peraltro indicavano anche tutte le linee guida, in particolare dopo il Covid. Noi lo abbiamo fatto. Certo, Sammy, lo dico a te, ma lo dico a tutti gli ascoltatori, e qui subentra poi la questione della stampa, diciamo di un sistema che non ha e non è certo dalla nostra parte. Noi abbiamo in questi 4 anni abbiamo avuto una diciamo sinistra all'opposizione, che è stata una sinistra che ha solo tentato di screditare il lavoro, non ha mai lavorato correttamente, diciamo, con il centrodestra, ha sempre lavorato per distruggere, e lo ha fatto anche con una certa stampa che sicuramente ha degli addentellati all'interno del sistema da moltissimi anni. Noi siamo considerati, te lo dico simpaticamente, quasi un errore della storia. Lo dico nelle Marche perché le Marche è la prima volta che sono governate dal centrodestra, però lasciami dire, in passato, perlomeno questa è la storia che conosco, a volte anche con una certa responsabilità, diciamo anche da parte dello stesso centrodestra, di un centrodestra nel quale però non c'era la Lega, perlomeno la Lega nella quale diciamo a cui mi sono avvicinata io dal 2015 e poi in maniera ancora più importante nel 2020. Questo lo dico perché nel 2015 Matteo Salvini ebbe, diciamo, il coraggio di insomma di tornare a Macerata dopo appena 20 giorni, e gli avevano tirato le uova, pensa, 20 giorni prima gli avevano tirato le uova a Macerata, dopo 20 giorni ascolta una matta, hai detto giustamente come me, che gli dice che io ero candidata con la Lega nel 2015 e gli chiedo di tornare a Macerata, e lui torna, e però torna e le uova non gliele tirano, perché io quando ci metto la faccia, Sammy, lo faccio sempre, diciamo, per salvaguardare la mia faccia e la faccia di quelli che stanno con me. Cioè tu hai E quindi testimoniato che, perdonami, bisognava semplicemente spiegare che cos'era esatto. la Lega, spiegare che cosa faceva Matteo Salvini. Ancora una E volta questo la mancanza di informazione o l'informazione completamente sbagliata. E quindi nel 2015, quando io ci ho messo la faccia, erano tempi ancora più difficili di oggi, no? Perché la Lega era ancora
allo 0, cioè, quindi nelle Marche noi qual è il problema adesso politico, secondo me, che dovremmo, diciamo, affrontare, che stiamo affrontando, perché noi in regione probabilmente voteremo nell'ottobre 2025, i tempi sono stretti, che noi abbiamo con coraggio affrontato i problemi di un sistema sanitario che venivano e vengono da lontano. Pensa solo al risultato straordinario che questo governo ha riportato con l'abolizione del numero chiuso a medicina. Ma per formare un medico servono 10 anni, quindi tu capisci che gli effetti di una mancata programmazione che risale alla notte dei tempi hanno bisogno di tempo per essere maturati. I segnali che noi abbiamo, diciamo, dai primi che produce la riforma sulla sanità che abbiamo fatto, sono segnali positivi, li ha riconosciuti anche la Corte dei Conti all'ultima seduta di parifica poco tempo fa, dicendo che e riconoscendo che cominciano ad aversi segnali positivi anche sulle liste d'attesa. Ma abbiamo un sistema e abbiamo anche, diciamolo, cittadini, Sammy, elettori stanchi che non fanno la fatica, come hai detto tu, di Anna Menghi, no? Che da tanti anni sta sulla breccia, non lo fa per sé perché ho dimostrato che non sono attaccata alle poltrone, e quindi lo fa con gente che è stanca, e quindi è più facile dire quello che non funziona rispetto a quello che va. E quindi ecco, è un momento delicato. Noi abbiamo vari appuntamenti, vedo scorrere, no? La Lega, adesso avremo il voto in Umbria, avremo il voto in Umbria a novembre, che è un altro, io sono fiduciosa, però insomma anche lì la partita è delicata. E su questo mi aggancio poi al G7, quello sulla disabilità, che lo voglio sottolineare, è il primo G7 della storia sulla disabilità e io mi onoro di far parte del Dipartimento Disabilità con la carissima e bravissima Alessandra Locatelli, che è, diciamo, il nostro ministro, ma è il nostro ministro di una Lega che, diciamo, da tempi non sospetti ha messo nell'agenda politica nazionale, mi riferisco al 2014, il tema della disabilità, quando solo persone come me, diciamo, allenate a capire le questioni, guardarono alla Lega anche e soprattutto per la disabilità, che un po', io dico, non è il mio tema, è la mia condizione ed è anche un motivo di impegno, perché come ha detto Alessandra dal palco del G7 in Umbria lunedì, e lo dice in ogni occasione che gli danno, e pensa tu, adesso hai riferito, no, delle difficoltà sulla stampa, ma è chiaro che qual è la difficoltà? Cioè non vogliono renderci il percorso molto difficile e molto complicato, ma noi sui percorsi difficili siamo abbastanza esperti. Io sono insomma un'esperta e potrei tenere qualche lezione. Allora sono andata al G7 come l'ultima dei disabili e stavo alla piazza perché non ho bisogno del posto in prima fila, ma sono andata per ricaricare le mie pile, le mie batterie, per affrontare e per aiutare, insomma, no, l'assessore Filippo Saltamartini, per aiutare il centrodestra, perché grazie a una piccola modifica legislativa, se Dio vuole, fammi usare questa affermazione, il 28 novembre forse anche noi faremo la prima conferenza scusa, organizzativa sui diritti delle persone disabili, perché io quando sono arrivata in regione avevo la visione, ma ti dico che dobbiamo combattere, io lo faccio perché so di lavorare per una buona causa, dobbiamo combattere con una fragilità del sistema, del mondo associativo, delle persone, insomma, che mette a dura prova tutto quello che facciamo. Quindi tu ti stupisci che il primo G7 al mondo
l'ha accolto il nostro paese nell'arco della presidenza italiana al G7, io purtroppo non mi stupisco perché vivo già le difficoltà nelle Marche, le vivo sulla mia pelle e quindi forse, cioè un po' mi stupisco a volte su altre questioni, ma quindi dobbiamo continuare a lottare, a camminare. Io molto spesso ti dico che gli ultimi 4 anni di percorso in Consiglio regionale sono stati durissimi, hanno messo a dura prova la mia tenacia, la mia, per certi versi anche testardaggine, no? Di stare lì, di portare la mia disabilità anche con i miei amici del gruppo, del centrodestra, di tutta la politica, che giustamente non mi vedono nemmeno disabile, però io la mia disabilità ce l'ho sulle spalle, me la porto, e quindi faccio ancora fatica io, e se non mi arrabbio è perché cerco di non ho mai strumentalizzato la mia condizione, perché per certi versi la mia condizione è stata anche una grande occasione per me di fare esperienze straordinarie e di percorrere, la politica e di vedere il buono che la politica può fare. Quindi continuiamo a lavorare insieme, con grande fatica, ma con grandi risultati. Non ce li riconoscono, non fa niente. Noi confidiamo che le persone, quelle attente, ci siano, e poi sai, quando meno te l'aspetti. Io domenica scorsa, stavo ad una manifestazione per la giornata degli invalidi del lavoro, della sicurezza sul lavoro, la giornata nazionale. C'era pure la messa. Finita la messa, una signora mi dice: Anna, grazie per il tuo lavoro, perché quello che fai noi lo sappiamo. E allora con questo voglio dire che mi si è alleggerito il cuore, e la fatica che provo e che porto, in un attimo sparisce, mi dà la forza e l'energia per andare avanti. Vero. Quindi non so se ho risposto alle tue domande, ma un po' ti ho trasmesso il senso dell'impegno, di quello che si sta facendo a tutti i livelli con una grandissima fatica, però noi andiamo avanti sicuri dei risultati, e confidando che poi, insomma, se teniamo duro, magari non io Sammy, non tu, ma qualcuno dopo di noi vedrà Certo, ognuno di noi il nostro lavoro. Ognuno di noi fa un'informazione veramente forte, sfiorando diverse corde. Io ringrazio il consigliere regionale della Lega nelle Marche, Anna Menghi, e invito tutti voi a scrivere al vostro quotidiano preferito. Se non ha parlato assolutamente del G7 sulla disabilità, scrivetegli come mai non ne avete parlato. Grazie Anna Menghi, buon lavoro, alla prossima! Grazie a voi. Avete ascoltato Potere al Popolo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.